Ciao a tutti! Oggi vi portiamo nell'isola di Maluentu e non mal di ventre come erroneamente venne tradotta dai cartografi piemontesi. Infatti Maluentu vuol dire cattivo vento e non mal di pancia. Immaginare il perché di questo nome credo che sia semplice, soprattutto per chi conosce la Sardegna, in cui imperversa il nostro amatissimo e odiatissimo vento maestrale. Esso, infatti, amplificato dall'effetto delle brezze termiche determinate dalla vicinanza della Sardegna, ha da sempre reso difficile il raggiungimento appunto dell'isola. Attualmente è inclusa nell'area marina protetta della penisola del Sinis, isola di Maldiventre, anche se purtroppo a malincuore posso dire che non è così tanto protetta, dato che quest'anno c'è stata una moria di conigli nani. Perché? Perché fa troppo caldo, il che significa che qualcuno dovrebbe quantomeno assicurare che possano avere acqua a sufficienza per sopravvivere, ma evidentemente così non è. Quindi un appello anche alla regione: sveglia! Infatti, non solo quest'isola è un antico residuo di un affioramento granitico che lambiva le coste occidentali della Sardegna, ricordiamo che il quarzo che troviamo nelle spiagge di Mariermi, Isaruttas e Maimoni arriva proprio dall'isola di Maluentu. Ma non solo, perché come vi dicevo quest'area marina protetta lo è anche per le specie che sono presenti in questo habitat, dai conigli nani ai gabbiani, o berte, cavalieri d'Italia, ironi cenerini, merghi, tortore, eccetera eccetera, tra cui anche tartarughe e un ragno che si chiama malmignatta, ma che in sardo viene chiamato sarza o sargia, che è una specie di cugino della vedova nera. Comunque è un ragno, insomma, che sicuramente bene non fa. Un'altra nota dolente, purtroppo, è stata la spazzatura. Ci sono zone dell'isola dove evidentemente passano gli esseri umani che sporcano e non raccolgono. Ecco, sarebbe molto gentile se chiunque arrivasse sull'isola se ne andasse anche con i rifiuti che porta. Per effettuare l'intero giro perimetrale dell'isola, che sono tra i 5 e i 7 km totali, io ci ho messo 2 ore e mezzo. Chiaramente portatevi acqua, io l'ho fatto in infradito, vi consiglio scarpe adatte e poi l'infradito ve le mettete insomma quando scegliete la cala dove preferite stare. Siamo approdati a Cala Saline. Per fare tutto il giro siamo passati da Cala dei Pastori, Cala Nuraghe, Cala Valdaro, la zona marina protetta segnalata da dei pali con delle X. Lì ricordatevi, ci sono delle regole molto più ferree, non potete fare praticamente nulla se non guardare. E poi c'è Cala Maestra. Quello che state guardando infatti è il versante ovest, quello più roccioso. In tutto ciò, se andate nel periodo estivo, vi beccherete questi bellissimi campi di aglio selvatico. Una delle tante particolarità dell'isola di Maluentu, infatti, è proprio che d'estate c'è tutta una zona che diventa lilla, viola, insomma per i colori dei fiori dell'aglio. Vi ringrazio per aver guardato il nostro video, vi invito a mettere mi piace, a seguirci ed eventualmente a lasciare un commento.